c'è tradizione e tradizione. E c'è la tradizione del rinnovamento, della riscoperta di antichi sapori e di antichi rituali. C'è la tradizione che si reinterpreta, che rivive o che si tramanda di generazione in generazione senza interrompersi mai. Come accade ad Ottana, dove la tradizione del carnevale non ha mai subito le drastiche interruzioni dovute all'insorgenza della religione cristiana, che nei secoli ha fatto sì che molti rituali in molti paesi della Sardegna venissero abbandonati e dimenticati. In questo piccolo paese della Barbagia, a poche decine di chilometri da Nuoro, il carnevale invece è ancora vissuto e sentito da tutte le generazioni e ogni anno, a partire dalla prima uscita del 16 gennaio e per tutta la durata del carnevale, le strade del paese vibrano al suono dei campanacci e del passo pesante dei merdules e di quello più baldanzoso dei boes. Ma per poter continuare a vivere la tradizione ha bisogno di artigiani, ovvero di lavoratori della tradizione, uno dei quali è sicuramente Omar Unida, che nel piccolo laboratorio ricavato in un angolo del giardino di casa crea e intaglia le maschere in legno della tradizione carnevalesca ottanese. Ed è proprio qui che lo incontriamo, per poterlo vedere all'opera durante la lavorazione, che richiede gran precisione e fatica. Omar è un ragazzo di appena 23 anni e quest'arte ce l'ha nel sangue, ma lasciamo a lui la parola ascoltando la sua testimonianza. Sono nato a Tempio Pausania e all'età di 3 anni mi sono trasferito a Ottana con la mia famiglia e da lì diciamo che è incominciata la mia passione per i merdules dalla prima volta che li ho visti al carnevale. Allora pian piano mi è stata regalata la prima maschera, ho recuperato le campane del bestiame che aveva mio nonno, le mie prime pelli e così pian piano ho iniziato a mascherarmi e a entrare nella mascherata tipica ottanese. Poi con l'andare del tempo ho iniziato a farmi da me le maschere e tutt'oggi continuo a farle cercando sempre di migliorarmi un po'. Populos cascan que cane, griden de forte que rimus pane, fami don noi, semus papelle, pane, castanza e terra con latte, dilliri 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 ana, dilliri 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 della, dilliri 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 ana, dilliri dilliri. Omar Unida non si limita però a realizzare le maschere, ma le indossa anche. Sin da quando era bambino partecipa infatti a tutte le sfilate dei merdules, sia quelle che si svolgono ad Ottana che durante le uscite negli altri paesi in Sardegna, ma non solo, e sempre indossa le sue creazioni. Ma cosa significa per un ragazzo così giovane indossare la maschera? Per me indossare la maschera significa portare avanti tutti i giorni quella che è la tradizione del carnevale ottanese. Sono orgoglioso di abitare in questo paese e così facendo so che tramite noi giovani la tradizione non verrà mai a mancare e soprattutto non è una cosa che, come capita in altri posti, è nata magari l'altro giorno e quindi si porta avanti quella che è appunto la tradizione. Ma che cos'è per Omar il carnevale e soprattutto il carnevale ottanese? Per me il carnevale è la festa più bella che ci sia, la preferisco 1000 volte al Natale, al Capodanno, alla Pasqua o qualsiasi altra festa. È un modo per svagarsi, per distrarsi dalla quotidianità e per passare delle giornate bellissime insieme agli amici e a della bella compagnia.
Quella della realizzazione delle maschere è un'arte che poteva rischiare di andare perduta, così come è accaduto per tanti altri mestieri in Sardegna. Ad Ottana questo tipo di artigianato invece ancora resiste e attira anche le generazioni più giovani. Potrebbe essere un'ulteriore spinta affinché la tradizione del carnevale non muoia, ma cosa spinge un ragazzo di 23 anni a realizzare da sé le maschere? Allora, io praticamente ho iniziato a farmi le maschere un po' per passione, un po' perché comunque non essendo diciamo un oggetto economicamente parlando abbastanza facile da potersi comprare, ho iniziato a farmele da me e niente, pian piano, un po' facendomi aiutare da altri artigiani appunto di Ottana, ho iniziato a scoprire il mondo dell'artigianato appunto delle maschere, cercando sempre di migliorarmi man mano col tempo. E poi comunque alla fine, quando la maschera è finita, è sempre una soddisfazione, perché è una cosa che hai creato con le tue mani e sai che non ne troverai mai una uguale alla tua, ecco. Alla che come bene carrassecare, a se sculturare sa vita. Ad Omar piace definirsi un autodidatta, ma avrà avuto dei maestri a cui ispirarsi. Ho iniziato pian piano e cercando sempre di farmi dare dei suggerimenti da chi lo faceva già da tempo, ecco. Nel carnet delle maschere realizzate da Omar troviamo anche quella di un cinghiale, riconoscibile per via delle incisioni usate per sottolineare la peluria dell'animale, della forma più allungata del muso, ma soprattutto dalle zanne vere applicate ai lati della bocca. Ma non è il solo esempio in cui notiamo delle applicazioni di parti di animali. Infatti Omar realizza anche la maschera del Sugrapolu, utilizzando corna vere di caprone. Sappiamo che sia la figura del Suvorku che quella del Sugrapolu sono presenti nel carnevale ottanese, ma come mai la scelta dell'applicazione di corna e zanne vere e soprattutto in quale parte della lavorazione della maschera vengono inserite? Partiamo dal principio che l'applicazione di zanne di cinghiale o corna vere di qualsiasi animale siano è una cosa, diciamo, dei tempi più recenti, più che altro per un fatto di coreografia, per un fatto di bellezza estetica della maschera, cosa che magari 40 anni fa, 50 anni fa non esistevano. E l'applicazione di queste zanne o di queste corna è una cosa che viene fatta quasi alla fine della realizzazione della maschera, ossia prima viene fatta tutta la parte in legno e rifinita e poi vengono applicate le zanne o le corna che siano, stuccate in modo che una volta che la maschera è colorata ed è intagliata non si noti la differenza e lo stacco tra le zanne o le corna e la parte in legno. Dovendo essere indossata, la maschera ottanese deve essere leggera e sottile, in modo da non affaticare troppo la respirazione e non intralciare i movimenti del collo o dare un senso di pesantezza al viso. Che tipo di legno viene utilizzato a questo scopo? Le maschere di Ottana vengono fatte principalmente con legno di pero selvatico o pero, però oggi con la scarsità di alberi di questo tipo di legno delle dimensioni giuste, vengono utilizzati altri tipi di legno. In genere adesso si sta usando molto lontano, però anche altri tipi di legno comunque facilmente lavorabili, ecco. Come stavo dicendo prima, il legno, diciamo, preferibile da utilizzare per la realizzazione delle maschere è il pero selvatico.
non si può sempre tagliare durante tutto l'arco dell'anno, ma ci sono dei periodi ben stabiliti che vanno in genere da ottobre-novembre fino massimo a febbraio. Si taglia in questo periodo perché noi diciamo che Chisarbula è morta, l'albero sta dormendo. In questo modo tutti i liquidi, la linfa della pianta si trovano alle radici e tagliandola non c'è il pericolo che durante la lavorazione il legno si spacchi oppure abbia si garpidi, non so come rendere l'idea. Appunto viene utilizzato il pero selvatico perché presenta delle venature corte e strette che rendono possibile l'intaglio e fanno sì che le maschere siano pulite, non abbiano dei filamenti al di fuori della maschera, ecco. Non m'ammento nel tempo e nell'uomo, quando entro con demonios in gioco. Le maschere di ottana anticamente per fare le maschere di ottana non si usavano vari tipi di strumenti, principalmente si usavano la sega e poi uno strumento a forma di piccozza chiamato ischeone o sgubbia che serviva per svuotare all'interno la maschera e per dargli le forme diciamo principali. Poi per quanto riguarda magari gli intagli si usava il coltello Jaresorza. Col passare del tempo e con l'avvento della tecnologia, che comunque senza dubbio ha aiutato moltissimo nella creazione appunto di queste maschere e quindi anche nel tempo che ci vuole per poterle fare, allora si è iniziato a usare magari il trapano per fargli i buchi per gli occhi. Magari al posto del coltello si può usare un taglierino e giustamente si notano anche le differenze nelle maschere fatte 40 anni fa e nelle maschere fatte oggi, che permettono di fare degli intagli più puliti, ecco. In base al tipo di tronco, innanzitutto quando vedo la pianta vedo più o meno innanzitutto le caratteristiche della pianta, cioè presenta molti nodi, molte venature, a volte può capitare che abbia già dei buchi per un qualsiasi motivo, magari gli è stato tagliato un ramo e quindi all'interno si è creato un buco. In genere dalla parte superiore del tronco, da dove partono i rami, si tende sempre a fare la maschera da voi perché magari si vedono già la forma delle corna ed è un peccato buttarle via, mentre magari da una parte più dritta, diciamo, si tende a fare una maschera da merdule. Oppure, come è capitato varie volte, se si trova un pezzo di legna che presenta un lieve gomito, diciamo, quella sarebbe la forma ideale per poter creare una maschera da maiale, da porco, perché presenta già la forma di quello che è il muso della maschera, ecco. Le tipologie tipiche del carnevale ottanese principalmente sono tre: il boe, il merdule e sailonzana. Poi ci sono altre figure che sono su porco, su molente e su crapolo o su gherbo. Durante la lavorazione, diciamo, più grossa dal tronco per arrivare a una forma grossolana di quella che è la maschera, oggi viene fatta magari con l'aiuto, con l'utilizzo della motosega, che aiuta e non poco a creare la maschera. Bisogna pensare che però questa lavorazione nei tempi passati veniva fatta completamente a mano con schischeone, con quella che era lo strumento principale della lavorazione della maschera di ottana, e quindi magari anziché metterci 3 giorni per fare una maschera ci voleva qualche giorno in più, ecco.
durante la fase diciamo della svuotatura del tronco per poter creare lo spazio per la faccia, anche qui se una praticità con la motosega può tirare via gran parte della legna grazie all'utilizzo di questo strumento, mentre una volta si usava sempre sischeone ed era una lavorazione abbastanza lunga, soprattutto se il legno era secco e non fresco. Una volta svuotata grossolanamente la maschera, si incomincia a definire più o meno quella che è la forma della maschera, magari incominciando a stondarla, eliminare il più del legno. È un lavoro continuo di prova della maschera, e pian piano si vede magari dove bisogna continuare a toccarla o dove diciamo si è già arrivati. Quando si è eliminata parte del legno, allora magari si segna un po' quelle che devono essere le forme della maschera, così più che altro per avere una linea guida del legno che bisogna ancora togliere e della forma che deve avere alla fine la maschera. Il fatto di segnare la maschera con la matita o con una penna eccetera non è una cosa che si fa una volta e basta. Mano a mano che si mangia si vede a che livello si è arrivati, e se nel caso si risegna ancora e si vede dove continuare a togliere del legno. Una volta che si è eliminato il grosso del legno, allora si procede alla raspatura del legno. È una fase molto delicata perché bisogna sempre controllare che non si esageri togliendo via il legno, se no una volta che è tolto. Una volta che la maschera è stata sgrossata, viene resa liscia tramite l'uso di carta vetro, prima di grana più grossa, poi di grana più fine. Dopodiché, una volta che vengono segnati gli occhi, le narici e i buchi per poter far passare giagorria per tenere la maschera, allora si può procedere all'intaglio della maschera. Gli intagli principali giustamente sono sempre la stella sulla fronte e le foglie. Poi, in base alla fantasia dell'artigiano o alla richiesta di chi vuole la maschera, possono essere aggiunti vari tipi di intaglio oppure essere lasciata il più semplice possibile, ecco.